E la musica live della Amaseno Harmony Show Band, una marching band. Era la Amaseno Harmony Show Band e aspettiamo adesso l'arrivo qua sul piazzale Carlo D'Arco. Il comune di Santo Stefano al Mare si presenta alla sua 17ª partecipazione con il record di ben 8 vittorie con il carro dal tema Art Attack. Art Attack, la fantastica trasmissione che riusciva a tenere incollati alla TV non solo tantissimi bambini ma anche altrettanti adulti. Eccolo qua che sta per arrivare proprio davanti alla tribuna VIP, alla tribuna ospiti e giuria soprattutto. E parliamo un attimino di questo carro, un carro che è allestito con le simbologie più importanti del programma televisivo presentato da Giovanni Mucciaccia su Rai 2 e è andato in onda per quasi 20 anni. Art Attack. Allora, la grande tavolozza, i pennelli, le matite colorate, tutto quello che occorre per realizzare tanti progetti creativi vogliono appunto ricordare l'impegno che la Rai ha dedicato all'Italia nel corso dei suoi primi 60 anni. Per la realizzazione del carro sono stati utilizzati oltre 60.000 trazioni e foglie, garò, crisantemi, ginestra, iris, anemoni, strelizie, tutto e altro ancora, tutto quanto per riprodurre al meglio questa bellissima scenografia del carro di Santo Stefano intitolato Art Attack. Il carro di Seborga. Come già detto è il campione in carica con l'edizione 2013 che sarà in Fiore. Il comune di Seborga presenta un carro che propone appunto alcuni elementi fondamentali per la televisione. Vediamo sul carro una telecamera, microfoni, proiettori per catturare le evoluzioni di due ballerini che sono stati resi celebri dalla Rai e che tanto a suo tempo hanno dato alle trasmissioni in cui hanno preso parte. Don Tullio e il carro ha una grande la disegna con l'inizio di tutte le trasmissioni di quanto tempo. Sta arrivando il carro di Bordighera. Bordighera ha un altro tema, è facile capire di che cosa si tratta. Portonello, mercatino del venerdì. Il carro di Bordighera è dedicato alla grande trasmissione di Enzo Tortora con il famoso pappagallo verde di nome appunto Portonello. Viene rappresentato il passaggio dalla TV in bianco e nero a quella a colori e il carro è proprio diviso in due parti, una prima dell'avvento del colore in Italia nel 77 e l'altra invece con i colori colorati.
appoggiato su una cornetta telefonica il pappagallo e vicino una gran torta di buon compleanno proprio per i 60 anni della RAI. Per la composizione del carro Bordighera ha utilizzato 13.000 garofani, 3.000 ranuncoli, 60 kg di ginestra, 70 kg di mimosa e anche rose, bocche di leone, gerbera, anturium, foglie di alloro e 30 metri quadri di prato verde. Sul carro anche la miss di nome Chiara. Il carro di Bordighera. Il carro di Bordighera è seguito a ruota dalla banda Rambaldi di Coldirodi. Della banda musicale padre Stefano Rambaldi di Coldirodi ad anticipare l'arrivo del carro di Ospedaletti. Arriva il carro di Ospedaletti. Allora, il carro di Ospedaletti è Rai Sport. Il carro è dedicato appunto al canale Rai Sport. L'elemento che dà vita all'insieme proposto è la macchina da presa e la sua bobina dalla quale si sviluppano i circuiti motoristici sui quali sfrecciano un'auto di Formula 1 dei tempi nostri, ma anche una moto da corsa d'epoca. Ecco, la vedete proprio in primo piano. A proposito di Formula 1, poi alle 14 tutti a vedere il Gran Premio d'Australia che ha aperto la stagione 2014, mi raccomando, su Rai 1 in HD. Allora qua invece abbiamo questi due mezzi, una macchina da Formula 1 e una moto d'epoca. E la moto d'epoca è chiaro riferimento al circuito cittadino di Ospedaletti, la cui rievocazione storica si svolge nel mese di settembre. Spazio però anche ad altri sport come tennis, calcio, snowboard, ciclismo e rugby. Per la sua realizzazione il carro di Ospedaletti ha richiesto l'utilizzo di 50.000 semprevivi e orchidee, anturium, ranuncoli, bocche di leone, calle, strelizie, gerbere, sant'Armini e garofani. Sul carro trovano posto un cameraman e anche una miss che ricopre il ruolo di intervistatrice televisiva. Il carro di Ospedaletti intitolato Rai Sport. La classicissima di primavera, la Milano-Sanremo, ed è proprio la Milano-Sanremo, come detto, che è dedicato il carro di Valle Crosia, ecco che sta arrivando. Gli organizzatori hanno scritto che proprio tra tutte le prime cronache sportive trasmesse negli anni dalla RAI, quella che lega doppio filo di ciclismo e la linea libera è la Milano-Sanremo. Grazie al piccolo schermo, in una sola giornata lo spettatore può viaggiare dalla Lombardia fino al ponente della Liguria, attraversando borghi e città conosciute anche a livello internazionale. In tale ottica viene proposto uno spaccato nel quale 3 ciclisti in piena competizione precedono il gruppo inseguitore. Nella parte posteriore del carro si vedono le guglie stilizzate del Duomo di Milano. Sanremo è rappresentata dalla fontana che qua noi tutti quanti conosciamo come lo Zampillo. Per creare questa immagine sono serviti 12.000 crisantemini, 60 kg di mimosa, 40 kg di ginestra e poi gerbere, rose, ranuncoli, anemoni, strelizie, garofani, ruscus, cinerea e altri fiori freschi e sempre verdi. Davanti. Ah, c'è il Diablo! Claudio Chiappucci sul carro di Valle Crosia. Ospita sorpresa del carro di Valle Crosia, Claudio Chiappucci e il Diablo. È una banda comica e si prendono in giro proprio con questo nome, si chiama La Racchia di Veiano. E poi nel corso del secondo giro entreremo un po' più nei particolari proprio rispetto ai gruppi e alle bande che fanno da intermezzo tra un carro
Esatto, adesso proteggetevi la musica live del gruppo della banda comica La Rabbia dei Veiani. Anche questo è un gruppo veramente molto consistente, con le loro giacche piene di lustrine e paillette, i loro Panama, sono Panama, sono cappelli di paglia sulla testa e hanno questi strumenti, e poi ne parleremo. Il gruppo, la banda comica La Rabbia di Veiano, dalla provincia di Viterbo. Intanto noi aspettiamo anche con una certa curiosità l'arrivo del carro di Isola Bona, che ripeto è davanti alla giuria e davanti alle tribune, il carro di Isola Bona, le 1000 bolle blu. Come detto, rende omaggio a una grandissima voce italiana, Mina, anche indimenticabile protagonista di tante trasmissioni televisive Rai, e una delle sue canzoni più famose è appunto Le 1000 bolle blu. Nella parte anteriore del carro vediamo la figura di Mina, mentre si esibisce proprio sul palco del Teatro del Casino, dove è stata la prima sede del Festival di Sanremo, contornata appunto da 1000 bolle blu e ripresa dalla telecamera nel 1961. Nella parte posteriore si nota la struttura del Casino di Sanremo e una grande corona aurea che ricorda il simbolo dell'Eurovisione con la scritta Rai in primo piano. Per la realizzazione sono serviti 5.000 garofani, 1.500 ranuncoli e poi centinaia di bocche di leone, strelizie, rose, fresia, orchidee, gerbere, foglie di magnolia e verde ornamentale. Si nota anche sul carro l'ex Miss Liguria e, come si potrebbe non notare, Stefania Avellino. Questo è il carro di Isola Bona, le 1000 bolle blu. Ecco, questo è un gruppo molto arrivano da Bergamo e adesso ve lo lascio vedere e poi nel secondo giro vi spiegherò qualcosa di più di questo balletto Boliviano Tinku da Bergamo. E fa parte dell'Associazione Cultural Bolivia. Guardate che costumi, guardate che costumi. Ti dico solo che è una danza antichissima, quasi tribale, pagana, intendeva venerare la madre terra, la quale però richiedeva in cambio anche dei sacrifici rituali, non sappiamo se speriamo non umani. Questo è il balletto boliviano Tinku dell'Associazione Cultural Bolivia dalla città lombarda di Bergamo. Grandi e piccini, proprio per tutti, sono tutte le fasce di età rappresentate. Evidentemente una comunità molto importante e anche molto unita, in questi casi più che mai. Arriva il carro di Ventimiglia, sì, è proprio il carro di Ventimiglia. Il carro di Ventimiglia ha intitolato il suo tema a Passaparola, eccolo qua. Il carro
della città di Confine rappresenta una delle trasmissioni di maggior successo degli ultimi anni, passaparola appunto, andate in onda sulle reti Mediaset. Sul carro si vedono le due postazioni dei concorrenti e la scalinata e il grande tabellone, il cerchio delle lettere dell'alfabeto, mentre sul retro la composizione ci rimanda alle origini della TV, con un vecchio apparecchio di bianco e nero e la scritta di fine trasmissione. Della realizzazione sono serviti 5.000 tra gerbere, qualcuno dice gerbere, mi raccomando, si può dire in tutti e due modi, 5.000 tra gerbere, rose, e intanto qua sul piazzale abbiamo la musica live dei Miwa Cartoon Band. Le regioni italiane, ma circo, il momento italiano, l'Unione dei Paesi Europei, sarà bello anche cercare un tema ad hoc per il 2015. Ma adesso intanto pensiamo a questo 2014 e vediamo arrivare proprio il carro del comune di Dolceacqua, preceduto da un consistente gruppo di bambini. Allora, il comune di Dolceacqua quest'anno infatti è rappresentato dalla compagnia di carristi più giovani in assoluto, sono i Zuveri di Santa Marta. Eccoli qua, i Zuveri di Santa Marta. È una compagnia che vede partecipare grandi e piccoli in famiglia come in una grande squadra. I giovani di Santa Marta rappresentano nel loro carro la ruota della fortuna, uno dei quiz italiani anni 80 e 90 in assoluto più divertenti di tutti. Presentato dal mitico Mike Buongiorno. Per crearlo sono stati utilizzati 10.000 garofani di ogni colore solo per la ruota, guardate questa ruota, 10.000 garofani multicolor. Poi le lettere del tabellone e la scritta del comune invece sono state realizzate con l'innovativo uso delle arance, guardate che roba. Questo è il carro di Dolceacqua, la ruota della fortuna. Che stanno arrivando. Allora, i 6 personaggi che i componenti, i realizzatori del carro di Taggia hanno scelto sono, per quel che riguarda il 1959, Topo Gigio. Nel 1969, non poteva essere che lo sbarco sulla Luna. Nel 1982, chi c'era non se lo può dimenticare, la vittoria dell'Italia ai mondiali in Spagna. Nel 1989, altro momento fondamentale, la caduta del muro di Berlino. Nel 2002, un aspetto sicuramente meno importante per i destini del mondo, il programma C'è posta per te. E poi nel 2014 Taggia non può che dedicare una parte del suo carro al tennista numero 1 d'Italia, il nostro Fabio Fognini, numero 14 al mondo, dopo tanti anni che l'Italia non aveva un tennista tra i primi 20. Fabio Fognini è di Taggia, Arma e Taggia, e quindi è giusto che il suo comune lo rappresenti e lo onori. I fiori utilizzati per questo carro sono 30.000 garofani, 30.000, 10.000 ranuncoli, 5.000 anemoni, strelizie, 50 kg di mimosa e verde ornamentale. La storia della televisione rappresentata dal carro di Taggia. Eccoli qua, sembrano le iene, non so qualcosa del genere, ma
è la Banda Cadabra e Allegra Brigata. E la loro musica live, la capacità di coinvolgere, fare spettacolo e farci venire voglia di muoverci con acrobati, musicisti. La Banda Cadabra e l'Allegra Brigata al Sanremo in Fiore 2014. Oh, ritmo, ritmo, ed abbiamo già sul piazzale il carro di Cipressa. Titolo: Buon compleanno Rai Radio Televisione Italiana. Il comune di Cipressa ha realizzato 14 colonne infiorate a rappresentare i 14 canali attualmente in onda della TV pubblica. Ogni colonna simboleggia una particolarità del canale Rai e così per i tre più importanti si va dal vecchio bianco e nero con l'immagine di Carosello con le sue famose pubblicità e gli intervalli non di Carosello, gli intervalli della Rai con le pecore, con i paesaggi che erano veramente a volte un po' troppo lunghi. Nel resto del carro le altre 11 colonne con i riferimenti che contraddistinguono le varie tematiche proposte dalla Rai, dallo sport al cinema alla TV dei ragazzi. Per realizzare questo carro Cipressa, famosa anche per quel passaggio della Milano-Sanremo, ha utilizzato 15.000 foglie di Salal, 10.000 garofani, 6.000 Sancarlini, 5.000 ranuncoli, 1.000 rose e centinaia di strelizie, bocche di leone, violacciocche, orchidee, tulipani, rami di euforbia e ben 100 kg, un bel quintale di ginestra. Il carro di Cipressa, buon compleanno Rai Radio Televisione Italiana. Guardate il carro, giuria. E dovete prendere delle decisioni importanti e non fatevi distrarre dal gruppo Exotic Brazil. Exotic Brazil arriva da Nizza. Eccole qua. Che spettacolo di colori, di piume, di danze, di musica e del resto. E di tutto il resto. Oh, Exotic Brazil precede il carro del Golfo di Anese ed è il penultimo in ordine di apparizione, in ordine di sfilata. Ecco che arriva il carro del Golfo di Anese dal titolo Signorine buonasera. Allora, innanzitutto il Golfo di Anese cos'è? Il Golfo di Anese è un'unione intelligente e confermata ancora di più negli ultimi tempi di una serie di comuni che fanno parte appunto del Golfo di Diano Marina, del Golfo di Anese. E i comuni sono Cervo, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi. E questi comuni vogliono festeggiare il compleanno della Rai con una grande torta dalla quale sfuggono 6 volti di figure femminili a rappresentare ciascuna le un tempo molto famose signorine buonasera. Il tutto sovrastato dal simbolo della Rai e della TV. Il retro del carro, a sottolineare la festa, rappresenta strutture proiettate verso l'alto come fossero fuochi d'artificio. Per l'opera del Golfo di Anese sono serviti 2000 bocche di leone e altrettante gerbere, 4000 rose, 2500 violacciocche, 3000 garofani e centinaia di gladioli, iris, strelizie e chili di mimose, ginestre e felce. Subito dopo il carro del Golfo di Anese, la musica, ovviamente live, della banda Città di Sanremo.
già qua di fronte alla nostra postazione il carro che chiude per sorteggio la sfilata, ed è il carro di Riva Ligure, e il titolo è Perché Sanremo è Sanremo. Perché Sanremo ha fatto la storia della televisione italiana e anche internazionale. Il festival, la Milano-Sanremo e questo Sanremo in Fiore sono tre appuntamenti che, grazie proprio alla televisione, sono entrati a far parte della nostra vita. Gli strumenti musicali, un ciclista che si invola, soprattutto quello davanti, che si invola verso il traguardo di Via Roma, e un gigantesco bouquet floreale intendono così rendere omaggio ai tre più importanti eventi della città di Sanremo. Importanti anche i numeri per creare questo carro. Udite, udite, 30.000 ranuncoli, 25.000 garofani, 5.000 rose, 4.000 strevizie, 1.500 orchidee e poi oltre un quintale di verde ornamentale, 50 kg di mimosa, 50 kg di ginestra per il carro di Riva Ligure che chiude appunto la sfilata dei carri. E subito dopo il carro di Riva Ligure c'è il gruppo degli sbandieratori e musici della città di Ventimiglia. Benvenuti anche a voi! Nascono nel 2010 e rappresentano un po' l'unione tra due sestieri storici della città di confine, i sestieri dell'Aurileo e della Ciassa. Adesso attenzione, vi lascio godere oltre che alla musica questi bellissimi costumi storici medievali, non vorrei dire una scemenza, però credo siano medievali, e naturalmente gli sbandieratori che sono famosi in tutta Italia e anche in tutta Europa, e sollevano anche le bandiere dell'Unicef. L'Unicef, mi raccomando, sempre presente a questo Sanremo Fiorito. Della città di Ventimiglia. Da Sanremo è tutto, Carri in Fiore 2014, vi ricordo il carro vincitore Cipressa, seguito da Valle Crosia e Riva Ligure. Vi aspettiamo alla prossima edizione, grazie.